Radiolibertà.net. Cosa aspetti? Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. Claudio, a te la linea. Ciao, buongiorno, buon sabato. Dopo un po' di tempo, dopo è passato un po' di tempo, ma come vedete siamo sempre qui. Siamo sempre qui, non abbiamo mai lasciato il nostro lavoro, non abbiamo mai abbassato la guardia. Questo periodo poi tra l'altro è abbastanza intenso nuovamente purtroppo in Emilia, quindi siamo sempre attivi. Un segnale che vorrei, anzi un campanello d'allarme, che vedetelo come un campanello d'allarme positivo, un segnale che vorrei dare, vorrei utilizzare questi minuti proprio per sottolinearli. Abbiamo veramente, anzi, ma non perché ne abbiamo necessità noi, ma perché la necessità è veramente alta, è veramente tanta. Abbiamo veramente in questo momento ancora di più bisogno dell'aiuto di persone che possono dedicare un po' del loro tempo, del loro prezioso tempo a fare qualcosa per gli altri. Quindi la richiesta di volontari, di persone che abbiano la voglia di fare qualcosa per l'associazione, quindi per la comunità, è veramente molto importante. Provate a entrare in questo mondo, nel nostro piccolo grande mondo dell'aiuto umanitario, dell'aiuto, perché si riescono a fare grandi cose e si riesce a ridare la dignità e la voglia di andare avanti a tante persone. Sono cose che sono difficili anche da raccontare, da spiegare, perché non si riesce anche io che forse in questo periodo sono meno presente fisicamente, ma perché viaggio molto per lavoro, ma vedo, sento, leggo tutto quello che fanno i nostri ragazzi, e quando vedo troppo spesso gli stessi nomi che si muovono, le stesse poche persone che si muovono, è il primo segnale che diventa rischioso, può diventare stancante per le persone che poi a un certo punto non ce la fanno più, ed è un peccato. E in qualche caso succede, è successo anche in altre associazioni questo stesso tipo di problema, ecco, chiamiamolo proprio così com'è. Il problema è che ovviamente l'entusiasmo porta a dedicare molto tempo, poi a un certo punto ci si ferma un attimo, ci si guarda in giro, cavoli, siamo sempre noi 5, siamo sempre noi 10, che organizzano tutto, e diventa complicato. L'esigenza cresce, l'esigenza non è che diminuisce perché stiamo facendo qualcosa, anzi tanto. L'esigenza cresce ed è per quello che servono più persone. Non mi vergogno a fare questa richiesta, è importantissimo. Anche nelle cose che sembrano più banali. Per esempio, un'altra cosa che stiamo cercando di migliorare, ci siamo resi conto che i social sono molto importanti, non è che ci siamo arrivati tardi, lo sappiamo da tempo, ma la difficoltà di fare un buon contenuto, la difficoltà di fare anzi non un buon contenuto, perché il buon contenuto c'è, perché ragazzi, quando adesso riusciamo a mettere online e a mettere nel modo giusto sui social il lavoro che si fa, la documentazione, i documenti di lavori che facciamo, i documenti delle missioni che vengono portate avanti e tutto quello che viene realizzato con i beni materiali, con le donazioni, con tutto. Ecco, un'altra cosa importantissima, mentre le attrezzature hanno necessità di trasporto, quindi di ulteriori costi o di tempi molto lunghi, la donazione anche piccola per voi diventa una goccia nel nostro mare, nel mare dell'organizzazione degli aiuti umanitari, dell'organizzazione della programmazione. Molte volte io feci fatica a capirla questa cosa e Sara
anni fa me la spiegò molto bene. Stavamo tra l'altro andando in una di queste missioni nell'est europeo, e mi spiega appunto che queste dinamiche sono importanti non solo perché raccogliere vil denaro può sembrare sbagliato, ma perché portare attrezzature in un luogo dove in quel luogo magari l'attrezzatura la possono costruire da sé, diventa quei tanti o pochi soldi che arrivano alla persona di fiducia in quel luogo diventano una moltiplicazione, perché i $100 che vengono inviati o i 100 € o la moneta locale ovviamente, poi trasferiti nella moneta locale, che vengono inviati in quel luogo a fronte di una richiesta, di un obiettivo, cioè non è che vengono utilizzati, tutto viene utilizzato nel modo veramente, in modo veramente controllato. Quello che è bello è vedere che la stessa finanza, tanto poca che sia, che viene data in un luogo al responsabile di quell'area, di quella zona che ne abbiamo individuato, vengono dati, magari l'obiettivo finale è, che ne so io, costruire i banchi della scuola per questi ragazzi che oggi hanno un edificio che gli è stato donato da qualcuno e non è completo. Quindi si mandano questi denari che vengono dati al responsabile, che non li dà alla scuola, li dà al falegname, che può costruire le attrezzature per fare questo. Mi è arrivato un messaggio adesso. Claudio, tutto a posto? Sì, eccomi, ti sento. Vai, siamo in onda. Mi sono arrivati dei messaggi forse in ritardo. Ah, se sono i miei su Skype non ti preoccupare, era per fare una prova, ma ti sentiamo benissimo. Ok. Quindi inizia tra poco? No, siamo già in onda, siamo già in onda. Ah, siamo in onda. Allora mi sono incasinato io, scusatemi. Scusatemi, tanto tempo che non torno in radio, vedete, questi sono i guai delle dirette. Questo che stavo dicendo appunto, che questi fondi vengono dati a un responsabile che poi li usa, li utilizza, li dà a un falegname, il falegname potrà lavorare e dar da mangiare alla sua famiglia, andare a fare acquisti, quindi darà questo denaro, questo investimento che noi facciamo viene utilizzato e moltiplicato, quindi è tanto, è veramente importante. Quindi è importante non mollare la donazione, perché ci permette di programmare. Noi abbiamo sempre programmi che vanno a 2, 3, 4, 5 anni, oltre alle emergenze. Perché non si finisce quando i media non parlano più. Adesso si parlava dell'alluvione in Emilia-Romagna, ancora purtroppo in alcune zone che abbiamo già aiutato negli anni scorsi. Stiamo tenendo alto il contatto, molto forte il contatto con le zone, e non è che appena cambia, dopo una settimana cambia l'interesse, cambia anche l'obiettivo. Noi molte volte arriviamo proprio dopo, quando si spengono i riflettori, quando la macchina mediatica smette di farli pubblicizzare la crisi o il problema, noi interveniamo, perché è molto importante essere presenti proprio e soprattutto nella continuità, nel dopo. Quindi mi ricordo un paio di anni fa che fornivamo le biciclette anche ai ragazzi, perché là ci dicevano: ragazzi, qua non c'è più niente, automobili non ce ne sono tutte in un piazzale, motorini, qualcosa, se avete anche solo le biciclette possiamo cominciare a muoverci, quindi a renderci un po' più utili e allargare i metri di aiuto che possiamo, i metri a circolo, no? Di aiuto dove possiamo arrivare, perché
in mezzo al fango, in mezzo al disastro che c'era anche e c'è ancora purtroppo, non si pensa a quali possono essere gli aiuti. Sì, poi certo sono arrivati i mobili, sono arrivati gli elettrodomestici, sono arrivati gli sconti, i bonus che venivano dati per riacquistare i beni, sono arrivati anche in alcuni casi qualche aiuto da parte delle istituzioni, ma quelli sono tempi lunghi, molte volte bisogna essere veloci nell'andare, quindi è molto importante che ci siano, che qualcuno continui anche oggi magari con questa trasmissione, che dica: ma sì, va, andiamo a vedere, andiamo a Cisano a fare una chiacchierata con Sara, andiamo a Cisano a fare una chiacchierata con i volontari, andiamo a vedere cosa si sta facendo, cosa si sta preparando. Ci sono alcuni eventi dove riusciamo a dimostrare nel concreto, quindi a incontrare le persone per far vedere cosa facciamo, quindi ci sono anche questi momenti di volontariato un pochettino più leggero, dove si sta semplicemente insieme ad altri volontari a raccontare quello che si fa sul territorio, si fa nelle missioni internazionali. Molto spesso si pensa che l'Umanitaria sia un'associazione piccola, quindi fa cose piccole. Vi invito ad andare sul sito umanitariapadana.net e vedere quello che si fa e da quanti anni lo si riesce a fare. Ci sono tanti anni di attività, tanti collegamenti, tanti premi che l'associazione ha preso a livello internazionale, proprio perché, questo lo dicevo con orgoglio, l'ho sempre detto con orgoglio, il 100%, diciamo il 99, perché c'è un ufficio, c'è un magazzino, ci sono delle spese fisse che l'associazione ha, ma tutto il resto è volontariato vero, tutto il resto è volontariato non ben foraggiato come in altre realtà capita, ma è veramente tempo dedicato agli altri, tempo dedicato a fare del bene, tempo dedicato a migliorare la vita di qualcun altro, e automaticamente poi, cosa strana, incredibile, migliora anche la nostra, perché facendo qualcosa di buono per gli altri, automaticamente non ci accorgiamo che cambia anche il nostro modo di vivere, il nostro modo di vedere la vita, il nostro modo di vedere anche gli altri. In un momento dove forse l'apparire è diventato più importante del fare, c'è ancora invece chi conta e chi vuole mettere il fare e il essere a disposizione degli altri come primo obiettivo. Noi lo facciamo e lo facciamo anche abbastanza bene. Con le difficoltà che vi sto raccontando. Quindi oggi abbiamo, per esempio, necessità che possono sembrarvi banali, ma qui vi chiedo di essere molto onesti con voi stessi, quindi non ditemi oppure non chiamate l'ufficio dicendo: io sono l'esperto Instagram o l'esperto Facebook o l'esperto per il sito internet, e quindi vi aiuto io a. L'associazione ha la possibilità di investire qualcosa in questo. Ovvio che va tenuto conto che stiamo aiutando un'associazione che vuole far sapere quello che sta facendo e lo vuole fare con i mezzi che ci sono oggi a disposizione. Quindi la necessità di avere una persona competente sui social, Facebook e i social mediatici sono quelli più importanti oggi. Oggi ne parlavamo ieri sera. Facebook ha necessità di essere rinnovato, il gruppo, proprio per mettere tutto il materiale che abbiamo tantissimo materiale da video, foto, documenti da mettere, da farvi vedere, da farvi leggere, da farvi vedere bene, da farvi vivere, e ci serve una persona competente in questa programmazione, in questa gestione. Ecco, non mi usciva la parola, in questa gestione. Quindi se qualcuno vuole candidarsi a darci una mano e ha la competenza, contatti pure l'associazione.
utilizzando anche i social o direttamente via mail. Basta, anzi, non ve la do la mail, vi chiedo di andare a vedere il nostro sito umanitariapadana.net, quindi umanitariapadana.net, così leggete quello che si fa, leggete un po' chi siamo, cosa facciamo, alcune cose le potete vedere, e soprattutto potete anche, nel caso non abbiate tempo, non abbiate la competenza, ma volete darci una mano, quindi alimentare la cassa che ci permette di dare aiuti anche molto velocemente, o aiutarci a una missione specifica, per esempio, perché leggendo anche sul sito vedete quelle che sono le attività che stiamo portando avanti. I bilanci sono lì, sono da leggere, sono da vedere, quindi le missioni sono elencate, le missioni aperte e chiuse si possono vedere, perché quando le missioni terminano, quando il programma che era stato stabilito, per esempio l'acquisto di un pulmino per una scuola, è un'attività che magari è un'attività finanziaria che dura 2, 3, 4 anni, quindi vengono fatte delle piccole donazioni periodiche fino ad arrivare al completamento dell'acquisto di questo mezzo. Quando il mezzo è acquistato, quella missione, per esempio, finisce. Ci sono missioni invece che sono durate anche forse più di 10 anni. Per esempio, far studiare delle ragazze o delle persone, dei ragazzi e delle ragazze in alcune scuole. Quindi cercare di dare il nostro contributo per fare in modo che i loro studi fossero sereni per loro, era una missione che è durata parecchi anni, quindi c'era chi faceva la donazione proprio per aiutare quelle ragazze. Basta scrivere sul bollettino o sulla causale del bonifico che si fa aiuto per, come c'è stato il periodo dell'aiuto per l'Emilia-Romagna, per i nostri vicini, per i nostri fratelli vicini, quindi e in quel caso c'erano persone che hanno fatto la donazione materiale o economica, dicendo semplicemente sul causale aiuto per l'Emilia Romagna, aiuto per il terremoto, aiuto per l'alluvione. E quindi in questo caso state pur sereni che l'associazione sa ben utilizzare e sa ben destinare questi fondi all'obiettivo che voi volete di cuore supportare. Quindi vi invito a andare sul nostro sito internet, vi invito ad andare sui gruppi, ci trovate su tutti i social, e qui vi chiedo veramente di da una parte mettervi una mano sul cuore quando chiederete, ovviamente è un lavoro questo, e il lavoro va onorato. Cerchiamo di dare un supporto a questa associazione. Mi piacerebbe essere esperto in questo per poterlo fare io, anche da buon volontario, ma comprendo che io faccio un altro mestiere, quindi questo purtroppo non lo farei come l'associazione merita. Nel caso abbiate la voglia, un po' di tempo, contattate il nostro ufficio, scrivete al nostro ufficio e vi assicuro che troverete questo mondo dell'associazione visto da un altro lato. Perché visto nei risultati è una cosa bella, visto negli aiuti che si fanno, wow, dici, cavolo, ma che bella cosa che hanno fatto, che bella cosa che hanno realizzato. Partecipare si direbbe, è tanta roba, no? È tanto, è veramente gratificante, è veramente qualcosa di più. Bisognerebbe farlo, bisognerebbe dedicare un po' di tempo agli altri, no? Come diceva anche una famosa canzone, che gli altri siamo noi. Per gli altri siamo noi, quindi fare qualcosa per gli altri è fare qualcosa anche per noi stessi. L'aiuto dell'associazione può anche essere molto, molto capillare, può anche essere semplicemente che vi rendete conto che in una zona dove siete voi, dove vivete, c'è una necessità, e tramite l'associazione si può più facilmente, magari non risolvere, ma supportare meglio
e aiutare la persona o la comunità o la parrocchia, che ne so. Ci sono tanti diversi canali che vengono utilizzati proprio per dare supporto e aiuto. I 2 messaggi di oggi, ci avviciniamo verso il termine della nostra trasmissione. Regia, dimmi quando è il minuto, non mi ricordo più se è a 3 minuti, non me lo ricordo, ma mi saprai. Abbiamo ancora 3 minuti. Ci avevo azzeccato allora, ci avevo azzeccato. Oggi il campanello è per 2 figure importanti. Uno, qualcuno che abbia voglia di dedicare un po' di tempo, di provare a venire in associazione e dire: "Io ci sono, ditemi cosa bisogna fare. Io sono questo, so fare questo, posso aiutare in questo campo". In associazione, secondo me, qualcosa da fare si trova sempre. Quindi se avete un po' di tempo, sito internet umanitariapadana.net o sui social cercate l'Umanitaria Padana e trovate il modo per contattarci. Mi raccomando, fatelo, è veramente anche oggi, perché in questo fine settimana ci sono nella prossima settimana ci sono sempre attività programmate, quindi entrereste subito nel vivo di quello che sto dicendo. Seconda cosa importante, Facebook, quindi i social. Se avete competenza, fatecelo sapere. C'è un piccolo lavoro per voi, piccolo per voi magari, grande aiuto per noi, perché abbiamo necessità di farvi sapere meglio cosa stiamo realizzando, cosa stiamo facendo da più di 20 anni. E quindi è importante anche questa piccola grande parte. Vi ringrazio per avermi dato la possibilità di essere presente in questo spazio. È veramente un piacere tornare in Radio Libertà. Ci sentiamo alla prossima, magari anche con altre trasmissioni, con altre sorprese che stiamo organizzando per voi. Vi abbraccio e ci sentiamo alla prossima.